Sulla spiaggia di Torre Salsa, mare amico, trova i resti di un peschereccio italiano. Anche un bidone e il supporto metallico superiore della cabina, dove si trovano le luci e le antenne. Due grossi fari sono di marca italiana e su un paletto della struttura metallica c'è la pinna posteriore secca di un grande pesce. Una scoperta che pone dei terribili interrogativi. Mare amico, che svolge sul territorio un'importante azione di vigilanza non solo sotto il profilo ambientale, pone diverse domande. Come è arrivato lì? Che fine ha fatto l'equipaggio? Perché nessuno ha denunciato la scoperta di questo peschereccio? Tutto potrebbe far pensare che sia collegabile al giallo dei sub trovati morti sulle coste siciliane e ai panetti di hashish apparsi in diversi punti della costa. Ma il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è cauto. Ci sono pezzi emersi, come la torretta, che sono di fabbricazione italiana, ma questo non significa, dice, che il natante sia italiano. Siamo certi che questa imbarcazione non sia assolutamente collegabile con l'hashish ritrovato in diverse spiagge siciliane, né con i sub trovati morti. Delle indagini sui resti del peschereccio ritrovati a Torre Salsa si sta occupando la Guardia Costiera di Porto Empedocle. I militari in prima battuta stanno lavorando sulle matricole dei vari pezzi rinvenuti e sequestrati. Quel peschereccio è collegabile ad un vecchio sbarco fantasma, afferma Patronaggio, oppure a qualche altra attività illecita.